Testa al finale di stagione, oggi si conclude la regular season, possibile ribaltone oppure consolidamento del primato. Amici di Sportisili, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti alla Fincantieri di Palermo, Fincantieri Carini, 14ª giornata del campionato Under 15 di Palermo, girone D. L'ultima partita della stagione regolare oggi, Fincantieri che già ha vinto il girone con 12 vittorie su 13, un successo oggi serve di più al Carini, in caso di 3 punti scavalcherebbe il punto rosa mandandolo ai play-out e dunque ci sarebbero i play-off per la squadra della provincia, rilanciata dal 3-1 contro il Cinisi dopo 3 sconfitte consecutive. Le due formazioni con la Fincantieri che si presenta con Martorana in porta, dopodiché Rizzo, Gonzales, Marchese, Cannova, Lagrua, Santoro, Camiolo, Gabriel Carella, Di Bella e Fausto. Risponde il Carini con Temperino tra i pali, in campo Abruzzo, Di Franco, Randazzo, Cracchiolo, Buono, Manca, Amato, Costanzo, Taormina e Luneddi. L'arbitro della partita è Nicolò Stupia di Palermo. Tutti comodi, inizia Fincantieri Carini Under 15. Fincantieri in maglia arancione, mentre il Carini risponde con la tenuta blu scura con bande rosse. Pallone gestito in fascia, un paio di palleggi e poi il nuovo possesso con un altro recupero. Randazzo fatto andare avanti l'azione, allora Luneddi avanza ancora, vince qualche rimpallo anche lui, esce il portiere, Luneddi cerca di puntare la porta, il pallone va sul fondo, ma già c'è il primo affondo della partita dopo 40 secondi. Ad opera di Andrea Luneddi, alla sinistra del Carini. Il pallone gestito da Gabriel Carella, in avanti non riesce a prenderla bene Di Franco. È rimessa laterale con la rimessa per la Fincantieri. Il passaggio verso Marchese, il capitano prova ad alzarla, la mette fuori, ci sarà rimessa dal fondo per Gabriel Temperino. Fincantieri prima a 36 punti, già il girone provinciale lo ha vinto. Il Carini attualmente sesto a 15 su 8 squadre che compongono questo campionato. In quinta posizione c'è il punto rosa a 17, dunque in caso di vittoria ci sarebbe il sorpasso. Esito Carini ai playoff e punto rosa al playout contro il Cinisi, che già il proprio campionato lo ha finito, ha perso contro il Valleiato in casa per 4-0. L'altra partita che si è giocata in questa 14ª giornata, quella tra Club Palermo e Terrasini, finita 3-0. Lancio lungo sempre a cercare Luneddi, il sinistro stavolta di prima, pallone sul fondo, ci sta provando tanto Andrea Luneddi. 4 gol in campionato, di cui 3 segnati in quel 11-0 in casa del Terrasini, squadra un po' materasso di questo girone. Il Fincantieri ha vinto l'ultima partita proprio contro questa squadra, che ha battuto invece 12-0 nell'ultimo turno. Fincantieri che ha perso soltanto una volta in tutto il campionato contro il Club Palermo, proprio qui ai Cantieri Navali, 3-0. Una sconfitta che è stata praticamente una macchia in un campionato veramente perfetto. Adesso le partite sono state vinte, pallone in mezzo, non c'è però l'attacco verso la porta di Gabriel Carella, pallone preso da Gabriel Temperino. Il colpo di testa di Bella, risponde il Carini a proporre in fascia, lancio lungo
verso Samuel Manca. Il pallone però esce fuori. Gonzalez alla rimessa laterale, nuova avanzata fermata e Gonzalez ha modo di andare avanti per battere questa nuova rimessa laterale. Il rimbalzo ad attendere c'è il solito Gabriel Carella, che è il capocannoniere della Fincantieri. Pallone in mezzo, dall'altro lato c'è l'appoggio in mezzo, non c'è però il tiro in porta di La Grua, che era praticamente in posizione centrale rispetto alla porta. Per Gabriel Carella sono 12 i gol in campionato, 4 segnati nelle ultime 2, così come Fausto e Santoro, entrambi in campo dal primo minuto oggi, rispettivamente a 9 e 8 gol. Sono 12 i ragazzi andati in rete lato Fincantieri, mentre nel Carini ce n'è uno in più, sono 13. Proprio si deve dare qualcosa di negativo alla capolista e magari questo dato, questo fattore alla fine ininfluente. Attenzione al pallone che rimbalza, Temperino non la prende, deve tornare indietro. Meno male per lui che il pallone finisce sul fondo, chiede scusa il portiere del Carini, Gabriel Temperino, che ha sbagliato l'uscita, i tempi, ed è calcio d'angolo per la Fincantieri. Che rischio. Va Gonzalez, il sinistro a rientrare basso sul primo palo, un po' debole per i compagni, si torna indietro. Il passaggio di Camiolo, altra proposta addosso però ad Anthony Buono, vice capitano del Carini. Nuovo lancio lungo, il pallone sorvola la testa della difesa, allora se ne può andare Luneddi, si allunga però di troppo, il pallone però rimane ancora in zona del tiro dalla distanza, centrale per Martorana, ci ha provato Costanzo. Ancora una volta è Andrea Luneddi a essere un fattore importante per il Carini. Gonzalez, la girata alla fine a vuoto di Santoro. Duello tra Gonzalez e il proprio avversario, pallone alzato in aria. Ancora Gonzalez, non c'è il controllo disturbato. Amato riprende il possesso da Fincantieri. Passaggio impreciso e fallo laterale con Manca che affida la battuta a Manfredi Abruzzo. Si è alzata tanta sabbia dopo la gestione di questi palloni. Si ritorna normalmente da Mattia Martorana. La terza stagione in maglia Fincantieri, che ha bloccato poco fa un tentativo alla fine centrale del Carini. Gonzalez, passaggio centrale con la difesa di Amato a mettere fuori. Tra Gonzalez, colpo di testa fuori. Anche la Fincantieri prova ad avere la propria prima occasione della partita con Di Bella. Uno scambio alla fine non riuscito, ancora Di Bella, calci alla terra, alla sabbia del campo.
anche un po' di provocazioni con Abruzzo che ha calciato addosso all'avversario. Si riparte da Gabriel Temperino. Cracchiolo lungo la fascia, non la va a prendere Samuel Mancà. Allora la rimessa di Gonzales. Camiolo alza verso Gabriel Carella. Il controllo con la spallata di Costanzo. Altra alzata di Luneddi. Pallone ritorna al centro, è abbastanza libero Amato per avanzare. Luneddi si allarga, passaggio centrale per Costanzo. Anticipato l'attaccante di riferimento delle Carini, ma si insiste, non però in maniera efficace. L'alzata in profondità, occhio alla Fincantieri che si propone in avanti con Gabriel Carella. Aspetta il ribalzo giusto, la alza in porta. Il vantaggio della Fincantieri con Gabriel Carella, 1-0. Azione di ripartenza, è stato lucido il bomber della Fincantieri, 13° gol in campionato per Gabriel Carella. È partita che si sblocca. Uno a 0 dunque. Il gol di Gabriel Carella. A questo punto è il quinto nelle ultime 3. Ma insiste la Fincantieri. Santoro ad evitare l'avversario. La girata di Santoro. Dietro per Gabriel Carella. Si allarga tutto da Di Bella. Pallone in mezzo. La vede arrivare Temperino e la blocca. Il rinvio del portiere del Carini. Nuovo pallone lanciato lungo la zona di Franco, che per sicurezza mette in fallo laterale. Ma adesso, dopo il gol, la Fincantieri si è caricata tutta assieme. Luneddi stava per prendere di sorpresa il proprio avversario. Ancora Cracchiolo, poi in difficoltà, spazza fuori per sicurezza. E si sta soltanto da questo lato. Qualche problemino intanto con il giocatore della Fincantieri che va a terra. Attenzione alla manovra di Gabriel Carella, si ferma. Passaggio poi effettuato non in maniera molto buona per i compagni. La spallata di Luneddi finisce anche a terra nel commettere questo tocco verso il proprio avversario. Tanto si è rialzato Cristian Camiolo, che aveva appoggiato male il piede, è caduto. L'arbitro probabilmente non ha visto il giocatore della Fincantieri a terra. Adesso si continuerà con questa rimessa laterale. Battuta lunga, la va a prendere Buono di nuovo dalle parti della linea di bordo campo. Nuova rimessa lunga, colpo di testa, l'anticipo di Costanzo. Nonostante la pressione, nonostante però tutto ciò, la Fincantieri guadagna qualche metro. Oltre a questa partita si sta giocando anche il match tra Puntarosa e Sporting Pallavicino. È ovvio che una vittoria ipotetica del Carini non basterebbe questo pomeriggio, perché tutto dipende in primis da ciò che farà il Puntarosa contro lo Sporting Pallavicino. Anche in quel caso, se il Puntarosa vince, supera lo Sporting in classifica. Il Puntarosa andrebbe a 20 e lo Sporting rimarrebbe a 19. Pallone messo in mezzo, l'uscita di Mattia Martorana, non proprio un'uscita sicurissima, comunque lo riesce a gestire lo stesso il pallone.
Il pallone rimbalza, Di Franco non lo prende. Altri metri a favore della Fincantieri, che va avanti con Gabriel Carella sul lato corto, propone sull'esterno della rete, va a finire il pallone. Era già arrivato l'attaccante della Fincantieri. Il lancio lungo di Buono, in due su questo pallone, vince anche il rimpallo Costanzo, poi si va a scontrare con un altro suo compagno. Misunderstanding nel casa Carini, occhio all'avanzata di Luneddi, esce Martorana. Il solito pericolo del Carini, con tanta voglia di fare gol, anche perché il Carini deve affrettarsi a volerci provare. La Fincantieri gestisce di più il pallone, ha il pallino del gioco, come in questo caso con Gabriel Carella, che alla fine la prende lo stesso. Pallone in aria, il tocco di Santoro, pallone spazzato addosso a Di Bella, che ci ha provato, la presa di Temperino. Tutto questo per dire che per il Carini si potrebbero complicare le cose se subisce opportunità per mano della Fincantieri e allo stesso tempo non riesce a segnare con quello che crea. Punizione. Alla battuta andrà Giuseppe Lagrua, anzi no, perché Di Bella se l'ha preso lui questo pallone, è arrivato a calciare, ma prende tutto il Carini. Una nuova avanzata condotta da Randazzo, pallone troppo lungo, impreciso per Luneddi. Altro tocco di Buono verso il fondo. Sembra esserci più sabbia del solito nel terreno di gioco del centro sportivo Fincantieri, dato che si alza con qualsiasi appoggio di Scarpino. Cross in mezzo, il pallone arriva in mezzo, controllato più volte, tanta difficoltà poi nell'avanzare. Il tiro provato da Gonzales, gira tutto fuori, tanto per mettere un pallone in avanti senza però alcuna precisione. Dopo un avvio alla fine positivo per il Carini, la Fincantieri sta cercando sempre di più a via del gol di ampliare questo vantaggio che è arrivata al 9° minuto con la rete segnata da Gabriel Carella. Pallone in profondità, c'è il pallone gestito da Di Bella, chiuso dagli avversari, scarico dietro per il destro, subito murato, ci aveva provato Marchese, la prende Gonzales, destro rasoterra, respinto ancora Marchese, si infila Carini che non riesce a liberare l'area. Di Bella si tuffa, Temperino, il pallone finisce lentamente sul fondo. Soltanto una squadra in campo sul piano delle occasioni. Carini che ha tanta difficoltà nel superare la linea di metà campo. La punizione battuta da Di Bella, pallone in mezzo, colpo di testa all'indietro. Altra proposta con l'uscita di Temperino che non la prende, deve stare attento perché c'è l'attacco da parte di Santoro.
Pallone che rimbalza nella zona di Gonzales, messo fuori. Va rimessa la presa di Amato con la Fincantieri che spazza via. Tanti rimpalli non favoriscono Di Bella, il pallone allargato a destra, manca, tenta il cross, ha qualche problema con la sabbia. Come se ci fosse vento, questa sabbia si alza. In realtà sono tutte le falcate dei ragazzi in campo, i colpi a vuoto che possono succedere. Randazzo abbastanza pressato da Santoro. C'è il calcio di punizione per il Carini. Squadra che, per quanto riguarda la prima squadra, milita nel campionato di promozione. Proposta di Randazzo, imprecisa per Luneddi. Salva tutto la Fincantieri. Anzi no, perché l'arbitro segnala la rimessa in favore del Carini. Ricordiamo che sono due tempi da 35 minuti, quindi meno del solito rispetto a una partita di ragazzi più grandi o comunque di prime squadre. Il tocco di Gabriel Carella, però per gli avversari buono, guadagna qualche rimpallo, la prende Emanuele Marchese, il capitano della Fincantieri. Altro pallone per il ragazzo di fiducia tra le maglie arancioni. Cambio di gioco, ferma tutto per il Carini, il pallone passa lo stesso, occhio alle possibili recupero, il tentativo verso la porta, pallone che esce fuori di pochissimo con Santoro che ha sfiorato il gol del 2-0. I palloni più banali che viaggiano in quella zona pericolosa di campo vengono recuperati dalla Fincantieri, calciati verso la porta. Sponda di Santoro, se la giusta, la voleva sul sinistro, fermato però dagli avversari. Luneddi circondato da 3, si affida a Costanzo, serve dietro, pallone a vuoto, gestione che non c'è con il fallo fischiato su Elia Cracchiolo. E punizione pericolosa per la Fincantieri. Temperino ne chiama 4 per la barriera. Andrà a calciare Michele Di Bella. È pronto lui. Sistema ancora qualcosina il portiere del Carini. Michele Di Bella punterà sicuramente la porta. Parte del suo destro, alla fine raso terra, preso, controllato, sì, alla fine da Temperino. Il rilancio di Temperino. Pallone appoggiato a terra, Luneddi non va. Si allarga tutto, ancora Luneddi, stavolta sì che può andare. Luneddi a puntare gli avversari, altro contrasto con la difesa della Fincantieri, calcio d'angolo.
conquistato da lunedì, il migliore in casa Carini al momento. La battuta di Abruzzo, pallone in mezzo sul primo, preso da Martorana, non ha messo paura a nessuno. Gonzales, la finta su Samuel Manca, passaggio che arriva ad Amato, attenzione al controllo e il tiro involontario e il rischio di autogol. Calcio d'angolo, la prima volta che la Fincantieri entra in difficoltà. Passaggio che stava costando caro a Mattia Martorana, che per sua fortuna l'ha visto uscire. Abruzzo, altra battuta sul primo palo, la prende Di Bella, se la allunga, c'è un po' di spazio e allora lancia in profondità Gabriel Carella. Ennesimo pallone spazzato in fallo laterale tra i cespugli di bordo campo. Gonzales, la battuta sulla testa però degli avversari, la alza Manca, la colpisce anche lui di testa. Intervento in uscita dalla difesa da parte di Giuseppe Lagrua, un lancio per Di Bella, la alza anche lui, pallone sul fondo. La Fincantieri ritorna ad attaccare. Lunedì dietro da Taormina, un paio di deviazioni che favoriscono però la Fincantieri. Tanta difficoltà nell'uscire nella propria posizione, alla meglio Gonzales. Intervento falloso qui di Fabrizio Randazzo ai danni di Camiolo. Si rialza adesso Cristian Camiolo, che ha visto l'avversario arrivare all'improvviso. Lui che è ambidestro, può calciare con entrambi i piedi, abbastanza duttile in mezzo al campo. Di Bella, punizione in mezzo all'area, Temperino si tuffa, occhio alla porta vuota, Gonzales sull'esterno della rete. Ormai la Fincantieri sa che un tocco del portiere avversario non decreta la fine dell'azione. E quindi resta pronto ad attaccare. Colpo di testa di Di Bella, si è fatto male nel passaggio, proposta in mezzo Temperino. Stava andando con il rilancio lungo con la mano, ma adesso chiede ai compagni di salire. Rinvio lungo di Gabriel Temperino, il colpo di testa verso il fallo laterale. Pallone preso da Abruzzo. La proposta di Gonzales, uno tra i più propositivi nel casa Fincantieri. Amato, fermato da Di Bella, può avanzare la squadra allenata da Marco Visconti. L'alzata e poi la caduta con fallo. Nuovo fischio dell'arbitro. Carini che non è d'accordo con la decisione appena presa. Si è fatto un po' male Gabriel Fausto.
Nuova punizione per la Fincantieri. Di Bella, battuta lunga verso Temperino, respinge con i pugni. Nuova avanzata di Gonzales contro la protezione di Abruzzo. Pallone spazzato fuori, difficile da mettere nuovamente in gioco per il Carini. Di Bella, calcia da fuori, tiro che non trova lo specchio della porta, e così Temperino può andare al rinvio lungo. Passaggio rischiosissimo, un regalo per il 2-0 della Fincantieri. Santoro ne approfitta, 2-0. Regalo assoluto del Carini, che si è fatto malissimo da solo. È partita che adesso va in discesa sempre di più. Lancio lungo, non c'è nessun compagno in maglia blu sulla sinistra. E allora nuovo possesso per la Fincantieri. Primi 5 minuti di equilibrio. Poi il vantaggio di Gabriel Carella. E la partita si è messa in un unico binario con il raddoppio arrivato poco fa grazie alla rete di Santoro. Avanza la Fincantieri con Di Bella, caduto a terra. C'è il cartellino giallo per l'autore del fallo, Manfredi Abruzzo. Si è fatto male Di Bella. C'è l'aiuto dello staff della Fincantieri. E ci sarà una nuova proposta in mezzo all'area di rigore. Siamo ormai entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Barriera A2 composta da Abruzzo, ammonito poco fa, e Cracchiolo. Fischia l'arbitro per la battuta verso la porta. Temperino si tuffa dopo il tiro alla fine di La Grua. Si resta però sempre da quelle parti. Gabriel Carella ha cercato un aggancio particolare. Pallone sul fondo, ma nessun problema per la Fincantieri. Temperino che affida il rinvio del pallone alla sua difesa. Non cambia pressoché nulla, se non la spazzata di Randazzo verso la panchina della Fincantieri. Provato ad alzarla Marchese, ancora Marchese, lancio lungo, non c'è però nessuno ancora una volta lato Carini. Arriva poi Costanzo, ma il risultato rimane sempre quello. Marchese gira dietro, occhio all'attacco di Manca. Il pallone viaggia dalle parti di Gonzales. Camiolo fermato, pallone in fallo laterale. Gonzales scambia
con Di Bella, poi il pallone viene preso da Manca. Occhio a Costanzo, gira tutto in ritardo un po', c'è Taormina, propone dentro la presa di Martorana. Gonzales in anticipo su Manca, dietro per Martorana, palla al piede, non attacca con convinzione Costanzo, poi il duello dove Gonzales ha la meglio su Manca. La Fincantieri può andare avanti con Camiolo, lancio lungo verso Gabriel Carella, gestisce il pallone, buono, lo butta fuori. ...20 secondi più eventuale recupero. Calcio d'angolo per la Fincantieri. Battuto corto. Camiolo per Fausto. Il passaggio c'è per Santoro. Arriva il tiro. Temperino la vede arrivare e la prende. Finisce qui il primo tempo. 2-0 Fincantieri sul Carini. Una partita gestita abbastanza bene per la squadra allenata da Marco Visconti. I gol, quello di Gabriel Carella al 10° minuto, alla mezz'ora il raddoppio di Santoro dopo una disattenzione dalla difesa del Carini. Praticamente il portiere Temperino ha rinviato sul giocatore della Fincantieri. Carini che adesso va a parlare con l'arbitro riguardo qualcosina che non è andato secondo i ragazzi in maglia blu con bande rosse, dopo soprattutto il gol del vantaggio dell'1-0 per la Fincantieri. La partita si è messa in discesa con tante opportunità, tanti tiri in porta, non pericolosissimi ma utili per dare segnali di fiducia verso la propria squadra che già il proprio girone lo ha vinto. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa di Fincantieri Carini Under 15.
Secondo tempo di Fincantieri Carini 2-0 dopo i primi 35 minuti, dato che si gioca una partita di Under 15 provinciale, provincia di Palermo, le reti di Gabriel Carella e di Santoro a decidere una partita pressoché dominata dalla squadra in maglia arancione, quella della Fincantieri, che con questo successo potrebbe andare a 39 punti a finire il proprio campionato con questo bottino prima della fase finale regionale. Fincantieri già ai quarti, poi dalla seconda alla quinta posizione ci sono le squadre che effettueranno la fase di playoff. Attualmente Valleiato, Club Palermo, Sporting Pallavicino e Punto Rosa. Fincantieri che ormai ha in pieno controllo la partita, con tanti tiri in porta, anche diversi regali da parte degli avversari, soprattutto in occasione del secondo gol. Un rinvio sbagliato di Temperino su Santoro, che ne ha approfittato in rete. Andiamo a fare un recap delle due formazioni, con la Fincantieri che è scesa in campo con Martorana tra i pali, dopodiché Rizzo, Gonzales, Marchese, Cannova, La Grua, Santoro, Camiolo, Gabriel Carella, Di Bella e Fausto, mentre il Carini è sceso in campo con Temperino tra i pali, dopodiché Abruzzo, che è stato anche ammonito, Di Franco, Randazzo, Cracchiolo, Buono, manca Amato, Costanzo, Taormina e Luneddi, quest'ultimo il più pericoloso per la squadra in maglia blu con bande rosse, il Carini. La battuta di Franco, la rimessa laterale, prende tutto Gabriele Taormina, il capitano del Carini. Si lotta in mezzo al campo, ha provato ad alzare Gonzales, una buona prestazione fino ad ora anche da parte sua. Occhio al retropassaggio con il pallone che termina sul fondo. Un'azione del genere ha effettuata la Fincantieri verso la stessa porta, rischiando anche l'autogol. Adesso è il Carini. Battuta corta, Camiolo, sponda per il lontano Rizzo, cross in mezzo, colpo di testa debole, Carini che spazza subito, va a rincorrere Luneddi, messo giù in maniera non fallosa, si continua. Camiolo, molto bene la sua giocata con il cross in mezzo verso Gabriel Carella, prova a girarsi e tira. Fincantieri, il tentativo provato da Santoro, molto apprezzato dalla panchina. E già buoni segnali per la Fincantieri sulla falsariga di quello che è stato il primo tempo. Carini chiamato a una reazione che concretamente non c'è stata. Lancio lungo, Temperino con un po' con i guanti, un po' con le ginocchia. Si chiede il cambio per la Fincantieri, richiamato a bordo campo Santoro. Al suo posto Cristian Carella. Ci sono anche dei cambi per il Carini. Esce Manca, entra Tuminia.
un cambio per parte, dunque, con l'ingresso per la Fincantieri di Cristian Carella al posto di Santoro e poi l'ingresso di Tumminia al posto di Samuel Manca. Lato Carini. Lunedì, colpo di testa provato da Costanzo, punta di riferimento della Carini che è stata trovata poco. Nuova proposta di Randazzo, Costanzo non ci arriva, occhio al colpo di testa di Luneddi, pallone fuori di pochissimo, l'occasione per il Carini non poteva arrivare se non da Andrea Luneddi. Martorana al rinvio corto, pallone lanciato Di Franco, che non è stato d'accordo con la decisione dell'arbitro. L'ultimo tocco è stato suo, secondo stupia di Palermo. Pallone allargato, Cristian Carella chiede Gonzales di allargare, sbaglia alla fine il terzino della Fincantieri. Ancora Cristian Carella, ma è un regalo per Abruzzo. Altro intervento di Randazzo in mezzo anche alla sabbia che si alza. Gonzales rimedia, passaggio all'indietro, c'è l'attacco di Luneddi, stava per scivolare, il passaggio per Fausto, pallone scorre fuori. Segnali di riscatto da parte delle Carini con la chance avuta con Luneddi poco fa, adesso la rimessa laterale. Buono, lungo la fascia verso l'alzata, alla fine di Costanzo in area di rigore, insegue Tumminia a duello con Gonzales, ancora Tumminia cerca di metterla giù, se l'allunga con l'ultimo tocco da parte sua, non aiuta anche il terreno di gioco e viene chiesto un altro intervento della panchina della Fincantieri. Esce Fausto, accolto fuori dagli applausi. Al suo posto Cirmi. Maglie della Fincantieri che non hanno numeri molto leggibili, quindi il 16 di Cirmi si può confondere benissimo con la 10 di Bella. Stava prendendo il pallone, poi Amato lo ripropone dalle parti di Luneddi un po' in ritardo, c'è il colpo di testa fuori e il calcio d'angolo dato al Carini. Parte la battuta in mezzo, traversa, anche se il pallone era già uscito. Dunque opportunità un po' gettata al vento per la squadra di Campofiorito. Avanza la Fincantieri con il solito camiolo e pallone spazzato fuori.
Gonzalez. Il colpo di testa verso il centro del campo. Camiolo disturbato, doppio rimpallo, poi il lancio lungo verso Luneddi, prima di lui però c'è la difesa della Fincantieri, pallone lasciato lì, allora lo va a prendere Tuminia si va a scontrare con gli avversari e la Fincantieri recupera il possesso. Gabriel Carella, in avanti la corsa da parte di Cirmi e anche di Bella, nuova proposta, pallone che attraversa tutto il campo, lo va a prendere perfettamente Amato. Gonzalez per Camiolo, altro tocco a liberare di Randazzo, ancora Gonzalez, il tocco di Camiolo contro Abruzzo, fallo laterale. Cristian Carella anticipato, nuova opportunità con la battuta con le mani, occhio al tocco che impensierisce Temperino. Carini che rischia tantissimo in difesa, non è la prima volta. Calcio d'angolo Fincantieri. Gonzalez dalla bandierina, il cross in mezzo, colpo di testa a schiacciare, ma non con gli occhi verso la porta. Cristian Carella, deviazione, spazza via Randazzo, il colpo di testa di Bella. Camiolo, Di Bella riceve adesso, la alza in avanti, il pallone di Cirmi, deviazione sul sinistro, poi l'uscita di Temperino. Il rinvio, come al solito, altissimo di Gabriel Temperino. Randazzo a terra, l'arbitro fischia punizione per la squadra ospite. La punizione che verrà battuta tra pochissimo da parte di Anthony Buono, colpo di testa all'indietro che non c'è, la protezione prima della presa da parte di Mattia Martorana. Riparte la Fincantieri. Marchese verso il centro del campo, poi si va a scontrare con Randazzo, si continua a giocare con il pallone preso dalle Carini, passaggi in profondità verso Tuminia, ancora una volta Martorana prima di tutti. Gonzalez sbaglia il passaggio di prima Camiolo, recupera Amato, serie di rimpalli, la va a prendere alla fine Cristian Carella, in mezzo al campo per Marchese, passaggio profondo, sponda e pallone allargato verso Gabriel Carella, dal limite calcia con Temperino che non copre esattamente il suo palo, la prende comunque dopo la respinta a terra. Molto buono l'aggancio qui di Cristian Carella, prova a scambiare con Marchese, non ci riesce, pallone lanciato lungo, insegue Costanzo, insegue anche la difesa della Fincantieri che riesce a mettere in fallo laterale. La battuta in mezzo a cercare Tuminia, spallata senza fallo secondo l'arbitro, con il giocatore del Carini che reclama qualche cosina anche alzando i toni. Qualcuno aveva chiesto anche il calcio d'angolo. Fincantieri un po' in sofferenza in questa fase dal punto di vista difensivo.
Luneddi a duello con la difesa in maglia arancione. Rimessa comunque conquistata, il tacco provato da Andrea Luneddi, tanti rimpalli e il pallone esce fuori. Pallone gestito per Marchese, è evitata Ormina. Marchese può condurre lui, si allarga Fabio Rizzo, il passaggio con scambio che non c'è, ancora Rizzo a scontrarsi con tanti avversari, cade a terra Di Bella, ma c'è il tocco in avanti di Cirmi, ancora Cirmi contro Di Franco, c'è il fallo per l'arbitro, punizione con Cannova che andrà a battere due in barriera sistemati da Temperino. Parte Cannova, pallone sul primo palo, Temperino la lascia in area di rigore, ne approfitta la Fincantieri. Un altro gol concesso facilmente, 3-0. Fincantieri, il gol di Gabriel Carella. Ci sono dei cambi in questo momento con l'uscita dal campo di Gonzales. L'ingresso in campo di Palmeri, mentre in casa Carini è entrato Francesco Marchiano sulla fascia di sinistra. Il passaggio verso l'interno del campo da parte di Marchese. Luneddi ha tentato la giocata, ancora Marchese, avanti per Gabriel Carella, protagonista poco fa del 3-0, ha raccolto pallone facile, proposta in mezzo di Di Bella, il tocco in calcio d'angolo di Randazzo. La battuta dalla bandierina, pallone in mezzo, colpo di testa duplice, poi il tiro al volo di prima, provato dalla Grua. Si è preso comunque il 5 dei compagni, Giuseppe La Grua. Colpo di testa, sempre verso la profondità, Gabriel Carella, fermato prima di agganciare il pallone. Duello con Rizzo protagonista. Prende tutto Taormina.
rimessa lunga, l'anticipo su Costanzo da parte di La Grua e Carini che va ancora più avanti. Tormina in mezzo all'area di rigore, l'attacco verso se stesso di Amato, l'alzata di Randazzo, nuovo controllo, nuova proposta, al limite stava per ricevere del tutto Emanuele Tuminia e nuova rimessa laterale. Ultimo quarto d'ora da giocare ai cantieri navali, 3-0 Fincantieri. Fincantieri con tanta voglia di segnare ancora. Anticipato qui il capitano Emanuele Marchese e sarà nuovo calcio d'angolo. Pallone battuto basso, arrivato prontamente dalla difesa del Carini, colpo di testa anche per Fabio Rizzo. La gestione di Luneddi quasi in faccia, poi il rinvio addosso all'avversario di Randazzo, pallone che non ha un destinatario preciso, l'alzata tentata da Randazzo, si lotta ancora, l'appoggio di Cristian Carella, ci mette anche del suo Fausto, prima in precedenza, adesso la conclusione che è andata sullo fondo. Nuovo cambio in casa Carini, esce Amato, al suo posto Vincenzo Orduo. Il rilancio verso Costanzo, la prende Marchese contro l'arrivo di Marchiano, ancora Marchese, subisce la trattenuta da parte dello stesso Marchiano. Buono va a chiedersi il perché verso l'arbitro e calcio di punizione. Cristian Carella sempre contro la barriera a 2. Parte Carella in mezzo, colpo di testa che non c'è, sul secondo palo il tocco verso la porta tentato da Gabriel Carella. Alla fine è risultato un passaggio per Temperino che a sua volta sbaglia i rilanci. Il pallone di Fabio Cirmi fermato, il Cantieri che ha provato a vincere il rimpallo, il tocco mancato di Di Bella, altro regalo, Cirmi prova ad inseguire il pallone, ne approfitta la squadra in maglia arancione, ancora Cirmi senza fallo qui a mettersela sul destro, tiro però che non arriva, si continua con il compagno a terra, Carini che vuole velocizzare le operazioni, lanciato a rete Costanzo ma ci sono due difensori davanti a lui, l'anticipo di Palmeri verso il proprio portiere Martorana, l'ha voluta prendere lui, il pallone non chiamato. Lancio lungo, parte di Cristian Carella, nuova alzata di Buono, anche con il colpo di testa la va a prendere Taormina, il passaggio con scivolata di Randazzo che si è fatto male nel prendere il pallone, si continua, Cirmi dal lato corto dell'area di rigore, il pallone attraversa tutta la zona di porta. Con Randazzo che era rimasto a terra.
Nuovo cambio, lato Fincantieri, esce Gabriel Carella. Vice capitano è autore della doppietta oggi. Al suo posto Garofalo, con la Fincantieri che guadagna un nuovo possesso. Ultimi 10 da giocare, tante girate alla fine inutili da parte di Camiolo. Cristian Carella guadagna il rimbalzo del pallone, la alza verso Temperino, mano all'interno dell'area, si affida tutto a Buono che spazza. Sono esauriti i cambi in casa Fincantieri. Non è ancora così per il Carini, dato che ha a disposizione ancora Gabriel Migliore. Infatti proprio questo è il momento in cui viene richiamato l'arbitro. Entra Migliore al posto di Abruzzo. Ultimo cambio anche per il Carini con l'ingresso di Gabriel Migliore. Si può andare adesso con la battuta di Rizzo dalla rimessa laterale. Stava andando a prendere la Fincantieri ancora Cristian Carella. Allarga verso Camiolo. Il passaggio di Di Bella impreciso per Camiolo, finisce fuori sotto la supervisione di Elia Cracchiolo. Randazzo, niente da fare per il Carini. Il passaggio in fascia, un appoggio verso l'interno, arriva a Marchese, conclusione respinta. Altro rimbalzo del pallone, altro appoggio di Garofalo verso il centro dell'area, ancora Cirmi, esce Temperino, la fa sua, chiamandosela. Colpo di testa di Palmeri, Fincantieri che non si arrende mai, insiste ancora, pallone verso Garofalo, preso, chiamato innanzitutto da Temperino. Lunedì in mezzo a due, non proprio, adesso se ne va. Lunedì a scontrarsi con le maglie arancioni. È un lancio quello che ne è uscito per Mattia Martorana. Passaggio fuori, sbagliato dalla difesa della Fincantieri. Sbaglia anche il servizio Taormina. Allora tutto in equilibrio, qui non c'è l'aggancio di Capitan Marchese. Allora Taormina, anche lui a riscattarsi. Il tocco tentato da Lunedì, l'alzata di Marchese, la non presa di Arduo. Allora spazio per la Fincantieri, l'avanzata da parte di Di Bella, pallone messo fuori sempre dal solito Anthony Buono. Camiolo evita Vincenzo Arduo, poi mette in mezzo Temperino, il pallone è stato deviato in calcio d'angolo quando poteva essere lasciato tranquillamente fuori. Non un bellissimo pomeriggio per Gabriel Temperino.
calcio d'angolo battuto, colpo di testa, doppia deviazione, altro colpo di testa di Cirmi. C'è il gol del 4-0 da parte di Fabio Cirmi, nonostante il tocco di temperino, e la Fincantieri aumenta il proprio vantaggio e dedica speciale per Cirmi. Quarto gol in campionato, il secondo consecutivo. Aveva segnato anche contro il Terrasini. E adesso la marcatura contro il Carini per concludere al meglio la propria regular season. Sbaglia la rimessa il Carini con Tormina. Va, punizione battuta, pallone che rimbalza, provato a metterlo via Tormina, insiste ancora la Fincantieri, che con le proprie forze fresche continua a giocare. Il tacco di Cristian Carella, nuovo anticipo con uscita, palla al piede di Marchiano. Di Bella si libera un po' degli avversari, poi calcia largo. Meno di 3 più eventuale recupero, non ci sono state particolari interruzioni. Anche nel primo tempo non è stato assegnato alcun minuto aggiuntivo. Aveva chiamato la rimessa laterale il Carini, non accontentata la squadra allenata da Pasquale Campofiorito. Nuovo tocco di Arduo, nuova rimessa per la Fincantieri. Arbitro che non è contento del pallone non consegnato, e c'è l'ammonizione per Buono, il secondo ammonito del match dopo Abruzzo, che però è uscito in precedenza. La rimessa lungo la fascia, il tocco fuori di Migliore. Nuova battuta, l'aggancio di Cristian Carella, un po' troppo lungo perché aveva fatto tutto bene, è mancato soltanto il pallone da appoggiare al fine di non allungarselo troppo. Lancio lungo a cercare Garofalo, esce Temperino che dice ai suoi: io so quando uscire. In risposta ai compagni che gli hanno detto esci. Ovviamente c'è un po' di nervosismo quando si perde con un passivo del genere. Qui Fincantieri in fuorigioco con Garofalo. 2 di recupero,
segnalati dall'arbitro in questo momento. Si andrà dunque fino al 72esimo. Carini che spreca questo pallone. Lo scambio avvenuto tra Buono e Marchiano non è dei migliori. Poi qualche dialogo con l'arbitro. Carini che sembra aver gettato un po' le proprie forze. Nuova alzata verso Cirmi, tenta il cross un po' frenato dall'arrivo di Taormina. Nuova proposta a colpo di testa provato da Di Bella, attende il rimbalzo del pallone. Nuova alzata che però non c'è, altro colpo di testa un po' pericoloso, data una gamba tesa. Pallone alla fine spazzato dalle parti dell'attacco delle Carini. Avanza Tuminia, ci potrebbe essere dello spazio, chiede palla a Luneddi, posizionato più in avanti, lancio troppo lungo. Martorana in anticipo su Costanzo, che è stato l'ultimo ad averci creduto. C'è il triplice fischio del direttore di gara. La Fincantieri batte anche il Carini 4-0, un campionato veramente di qualità. 13 vittorie su 14, 39 punti in classifica. E fase regionale per la squadra allenata da Marco Visconti. La doppietta di Gabriel Carella, il gol di Santoro del momentaneo 2-0, poi il 4-0 segnato dalla panchina da Cirmi. Tanto Buono viene allontanato fuori, qualche screzio in mezzo al campo. Carini che non ne esce contentissimo dopo questa partita, dato che con una certa delusione abbandona il campo dei Cantieri Navali. Intanto c'è la rincorsa rigorosamente a torso nudo per la squadra allenata da Marco Visconti, che con questa vittoria finisce la propria stagione regolare. Si prende tutti i cori e li ascoltiamo. La vittoria con tanto di party a bordo campo, 4-0 della Fincantieri sul Carini per quanto riguarda questo girone D del campionato Under 15 della provincia di Palermo. La doppietta di Gabriel Carella, i gol di Santoro e Cirmi a firmare la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Cinisi e Terrasini. Praticamente 20 gol segnati nelle ultime 3 partite, nessuno subito. Una striscia che non può che avere fare nulla con quella delle tantissime vittorie consecutive prima dell'unico stop stagionale contro il Club Palermo per 3-0 inaspettato. È stata proprio l'ultima partita in casa giocata qui al centro sportivo Fincantieri. Una sconfitta riscattata al meglio con 4 gol segnati attorno a una partita pressoché dominata. Giusto i primi 5 minuti del primo tempo hanno visto dell'equilibrio in campo, con dei tentativi del Carini, che è rientrato immediatamente all'interno degli spogliatoi. Adesso Fincantieri continuerà a gioire. Vedremo un po' quale sarà il suo percorso durante la fase regionale di questo campionato. Foto di squadra, foto di gruppo. Noi ci salutiamo per questo pomeriggio di calcio giovanile su Sportisili. Alla prossima, grazie dell'attenzione e un saluto da Salvo Geraci.